Penso che l'abbiano capito, penso che l'abbiano capito. Non lo diranno mai, non lo accetteranno mai, ma gli è arrivata forte la tramvata, a questi e a quelli, a tutti e due. Dalle elezioni comunali di Venezia i partiti nazionali hanno preso una tramvata, quelli di destra e quelli di sinistra. È la lettura politica, franca e diretta dell'oramai ex sindaco Luigi Brugnaro. La lista civica di Simone Venturini ha sostanzialmente confermato i numeri della lista Brugnaro. L'esplorazione dei cittadini che sono stanchi di dover decidere come decidono i partiti, che vogliono decidere liberamente, non gliene frega niente le indicazioni di voto che vengono date, cioè a Venezia almeno succede così, non è successo solo oggi, è successo anche in passato. Nella nostra storia questa città è una città libera. Chi discute, perché discute animatamente, lo sappiamo bene, però nessuno ha mai cercato di tarpare le ali alla discussione. Accettiamo il confronto. Nel suo ultimo giorno a Cafarsetti, Brugnaro non può non ripensare a tutti gli anni trascorsi qui. Ringrazio quelli che ci hanno votato e quelli che non ci hanno votato, perché ho ringraziato, ieri ho chiamato Andrea Martella per ringraziarlo per la plomb, per le dichiarazioni, per il modo con cui si è comportato. Ritengo molto ingeneroso le critiche che gli hanno rivolto personalmente e ingeneroso. Nella realtà qualcuno gli aveva dipinto una situazione che non era vera, non era reale, come non è reale il pensiero che non siano state fatte cose a Venezia. Qual è la cosa per cui vorrebbe essere proprio ricordato nei suoi 11 anni di mandato? La prima cosa che dovrebbe venire in mente ai cittadini? Che sono una persona onesta, profondamente onesta. Più dimostrarlo così non riuscirei. E la cosa che più mi ha amareggiato è che alcuni come me, che hanno tanto da perdere, non so se si candiderebbero a posizioni del genere. Io lo rifarei domani mattina. Al momento del passaggio di consegne con Simone Venturini, il suo ultimo atto da sindaco, Brugnaro ha ripensato a se stesso 11 anni fa. La cosa che mi ha più colpito è sentire la passione di questo ragazzo che parte con tutte le energie. Mi sono venuti in mente quando sono arrivato io la prima volta, con tutte le mie voglie di migliorare.